2 gol con cui ha battuto l'Italia nella partita d'andata, può sicuramente stare più tranquillo. Qui è Volpi col destro vicinissimo al vantaggio, rimessa in favore dell'Italia, battuta da Mainella. Lodi tenta di girarsi, carica il sinistro, brava la difesa del Cottini a chiudersi, ma ancora possesso per l'Italia e il sinistro di Ligios, ed è chiamato al primo intervento della sua partita Galassi. Capito tutto e fa ripartire il Cottini con Rossi che converge, mette in mezzo, ottima azione per Dorazio, l'uscita di Calcaro, fischia l'arbitro, calcio di punizione in favore del Cottini. Sta complicata per un tiro diretto, ma si sa che il piede di Volpi può tutto. Invece non va Volpi, ma va col mancino per il vantaggio del Cottini con Valeriani. 1-0 e la Serie A per gli uomini di Staibano è sempre più vicina. Taroni che è anticipato però dall'ottimo recupero di Croce. Ora spazio Dorazio, Rossi sulla destra, viene servito in questo momento, Volpi si è inserito, Rossi col destro e ancora Calcaro. Si continua, Lodi che manovra, si gira, può andare verso la porta di Galassi. Il pallone è servito per il pareggio di Novelli, 1-1 in contropiede. Il Cottini è infuriato perché c'era un calcio di punizione, secondo loro non si è pronti. Adesso lo è Volpi con il destro, prende in pieno Lodi in barriera, poi il rinvio un po' sbilenco della difesa dell'Italia, può approfittarne Zampetti che serve, Croce in mezzo, Dorazio all'ultimo respiro del primo tempo, 2-1 Cottini, tutta la squadra in campo a festeggiare. Forse aveva trattenuto Romozzi, non secondo il direttore di gara. Croce si scontra con Valeriani, riesce a recuperare la palla l'Italia che subisce un calcio di punizione. Qui c'è un calcio di punizione pericoloso. Lodi invece parte con il destro, Cirilli, e la palla bloccata, ma alla fine l'Italia riesce nel pareggio dopo una carambola pazzesca. Il 2-2 che riaccende le speranze della squadra in maglia rossa. Il solito Lodi in mezzo a due che appoggia ancora per Cirilli, in mezzo il sinistro è Galassi, Bussotti a respingere, ma deve stare attento il Cottini che adesso in contropiede con Romozzi, il destro! Romozzi! 3-2 Cottini, un tocco dolcissimo come il sogno dolce che può valere la Serie A, questo tocco di destro di Romozzi. Guidato straordinariamente dal giocatore del Cottini che alla fine ha concluso con un pallonetto. C'è da dire che però l'Italia è stata sfortunata in quell'occasione, anche se poi si è fatta trovare scoperta. Punteggio della Roma che si salva battendo 4-2 il Toni Ponzi. Qui intanto il calcio per il Cottini che si incastra, ma che punizione ha tirato Volpi sotto la traversa, un capolavoro. Scusate, non è Volpi a Croce, gira Romozzi ma è braccato dai centrocampisti dell'Italia, ma blocca comunque Romozzi che può servire Dorazio, tutto solo Dorazio davanti a Calcaro, lo smarca, Dorazio ancora vuole fare tutto da solo e alla fine si realizza il 5-2 per il Cottini. Adesso sì che è finita. Inserimento di Ligios, prova il destro, bravo Bussotti ancora, ma non è finita l'azione perché Taroni prende una traversa incredibile con una conclusione pazzesca. Sì, una qualificazione guadagnata con merito da parte del Cottini, anche perché mancava Diego Di Vittorio, nonostante comunque forse per quel che contano i giocatori che... E intanto scusate, arriva il tap-in vincente di Lodi per il 5-3. Rimessa l'Italia quando mancano pochissimi secondi, probabilmente l'ultima azione della stagione di Cottini e dall'Italia, e arriva il fischio finale del direttore di gara. Il Cottini Servizi Assicurativi si guadagna la salvezza dopo il doppio turno play out e resta in Serie A, retrocessione in A2 invece per l'Italia. Quirino, un commento finale. Sì, vittoria meritata da parte del Cottini e permanenza in Serie A come era prevedibile all'inizio della stagione. Comunque onore all'Italia che ha giocato una grandissima partita col cuore, con la grinta come sempre. Beh sì, sul cuore sì, forse stasera abbiamo sbagliato un po' l'approccio alla partita, però dovevamo ribaltare un risultato difficile secondo me, e abbiamo sbagliato come siamo scesi in campo, abbiamo lasciato troppo gioco a loro che palla al piede sono più bravi sicuramente di noi. Peccato per l'Italia perché questa squadra ha fatto soltanto metà girone, il girone d'andata era tutta un'altra squadra, avevano 3 punti per una partita vinta a tavolino, quando siamo arrivati noi abbiamo fatto tutto il resto e è stato un girone di ritorno penso da quinta, sesta di classifica, quindi
Peccato per non aver potuto da quello che eravamo così fin dall'inizio. Purtroppo è andata così, loro sono stati bravi, ho detto, il risultato era difficile da Libertà perché anche a parità di risultato comunque sarebbero passati loro per la posizione in classifica. Questo è l'obiettivo che dovevamo raggiungere, diciamo che noi dovevamo fare più che altro i playoff, però ci siamo trovati qui, non era giusto una squadra come la nostra retrocedere, siamo contenti di questo soprattutto, e siamo pronti per la prossima stagione perché faremo una grande stagione. C'è da dire che il Cottini ha fatto 2 stagioni, una prima parte di stagione dove sicuramente meritava i playoff, una seconda parte che siamo stati probabilmente... Alla grande! Probabilmente non siamo stati, abbiamo pagato un po' di inesperienza perché comunque sia 7 sconfitte e bastava poco per agguantare alla fine i playoff che stava a 6 punti l'Eurobet. Stasera secondo me c'è poco da festeggiare in realtà perché abbiamo fatto il nostro, il Cottini non doveva neanche fare i play-out, al limite una salvezza senza play-out, ecco. L'obiettivo era nei play-off. Dispiace perché comunque sia l'Italia secondo me era una squadra che meritava di rimanere in Serie A. È stata sfortunata che ha preso a noi e secondo me qualsiasi altra squadra la prendeva sarebbe stata difficile. Quindi complimenti a loro Sì. e in bocca al lupo per una risalita veloce in Serie A che se la meritano. Io sono contento di aver dato il massimo e di aver contribuito a questa salvezza. È normale che dopo una parte di stagione dovevamo fatto molto bene. Ritrovarsi a giocarsi play-out è un po' un dispiacere, però per fortuna siamo riusciti a mantenere comunque la posizione in Serie A e ci teniamo, diciamo, per il prossimo anno, dai.